I carabinieri della stazione di Aragona hanno depositato presso la Procura della Repubblica di Agrigento un'informativa di reato a carico di un giovane del posto di anni 25, un operaio ritenuto responsabile del danneggiamento dell'unico sportello ATM dell'ufficio postale di Aragona. Lo scorso 11 agosto il direttore dell'ufficio postale formalizzava presso la stazione dei carabinieri l'atto di denuncia querela nei confronti di ignoti dopo aver constatato la rottura dello schermo touch dello sportello automatico Banco Posta posto sul retro dell'ufficio. I militari dell'Arma, acquisita la denuncia, hanno avviato così le indagini analizzando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza attivo proprio nello sportello ATM della Posta. La visione dei filmati ha consentito così ai carabinieri di accertare che nel corso della notte dello scorso 11 agosto un giovane ragazzo, dopo aver inserito la propria tessera Banco Posta all'interno dello stesso sportello per eseguire un'operazione, scagliava un violento pugno sullo schermo, mandandolo quindi in frantumi. Quindi è stato semplice per i carabinieri incrociare i dati della tessera Banco Posta utilizzata per eseguire l'operazione con le immagini acquisite. Il giovane dovrà quindi rispondere dell'accusa di danneggiamento aggravato.